Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera registriamo che sui dazi l'Unione Europea parla e agisce ormai come la Cina e arriva a minacciare espressamente Donald Trump e l'amministrazione americana in riferimento alle politiche commerciali. Diciamo che Bruxelles pare sempre di più geopoliticamente una succursale di Pechino e questo certo non è un bel segnale per i popoli europei. Ma veniamo alle notizie. La prima è un'indiscrezione che riporta Bloomberg, che solitamente riporta indiscrezioni parecchio verosimili e argomentate, secondo cui l'Unione Europea prevede appunto di colpire con circa 100 miliardi di euro le merci americane attraverso dazi aggiuntivi se i negoziati che sono in corso non andranno a buon fine. Cioè Ursula si è convinta di essere più Trump di Trump, no? Cioè adotta lo schema diciamo banalizzando del cazzotto in faccia, del rilancio, dello strappo rispetto all'interlocutore, che sono, vorremmo ricordare, gli Stati Uniti d'America, in teoria il principale alleato dell'Eurozona, il detentore della moneta globale, il dollaro, di gran lunga il principale azionista della NATO, l'azionista che la rende l'alleanza militare impareggiabile nel mondo e questa impareggiabilità è ciò che garantisce al momento la sicurezza dell'Europa. E quindi è in questo scenario che gli euroburocrati reputano intelligente non solo imbastire un braccio di ferro, ma rilanciare e minacciare di colpire con 100 miliardi di dazi aggiuntivi le merci americane. Diciamo che in questo caso abbiamo sbagliato per difetto. Ultimamente la Cina si sta rivelando molto più lucida dell'Unione Europea, visto che negli ultimi giorni si sono rincorse indiscrezioni, anche qui fondate e documentate, sulla disponibilità al dialogo cinese, sull'idea di abbassare i toni della guerra commerciale e sulla sostanziale ammissione di Pechino della necessità di giungere a un accordo. Invece l'Unione Europea si sente più robusta e più in grado di fare a meno dell'America, risate in sala. Oltre alle indiscrezioni ci sono anche poi i virgolettati espliciti in chiaro e sono quelli del commissario europeo al commercio Maroš Šefčovič, che ha rilasciato le seguenti parole: ci stiamo preparando per un possibile necessario riequilibrio. Continueremo quindi a prepararci per un ulteriore riequilibrio se necessario. Vorrei assicurarvi che tutte le opzioni sono chiaramente sul tavolo. Ora non si parla di che diavolo di riequilibrio parli dal punto di vista europeo, visto che oggettivamente se c'è un riequilibrio da ottenere sulla bilancia commerciale relativa alle due sponde dell'Atlantico è in direzione americana e come dire, l'anomalia nel rapporto è oggettivamente al di qua dell'Atlantico. Sta per esempio nella condizione di gran privilegio della Germania che da paese iperesportatore gode del fatto di avere una moneta come l'euro che è più debole del vecchio marco e quindi l'ha messa in posizione di concorrenza favorevole che la Germania stessa ha sviluppato a volte in asse commerciale esplicito con la Cina. Quindi se c'è un riequilibrio è il contrario di quello che dice Šefčovič, ma in ogni caso la vera ciccia sta nella frase successiva. Un elemento molto importante sollevato da molti è che dobbiamo sottolineare che questi dazi sono semplicemente ingiusti, sleali e in totale violazione del diritto commerciale internazionale e pertanto stiamo valutando anche altre opzioni e di contestare queste misure al WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè esattamente la minaccia e i provvedimenti ventilati dalla Cina, da Xi Jinping, dal regime comunista cinese. C'era quasi una corrispondenza di amorosi sensi ormai tra Bruxelles e Pechino, e c'è anche una corrispondenza di retorica,
perché questa difesa a oltranza del libero commercio internazionale violentato dai malvagi dazi trumpiani è una farloccata storica e nasconde il grande abbaglio che ha giocato contro l'Occidente e anche contro l'Europa e solo a favore della Cina, perché dietro l'espressione oggi del libero commercio internazionale c'è il dramma che per molte nostre imprese e lavoratori è stato dramma concreto, economico, della globalizzazione sbilanciata, asimmetrica, totalmente nell'interesse del dragone comunista. Per cui si è globalizzata la libertà di commercio, di circolazione dei capitali, non si sono ovviamente globalizzate le altre libertà, le libertà individuali che in Occidente hanno generato la libertà economica e che in Cina sono totalmente assenti, per cui si è sdoganata la concorrenza sleale praticata da Pechino, che è andata palesemente contro intere filiere di produzione europea. Ebbene, Šefčovič sarà un commissario in quota a Pechino perché ribadisce questa retorica contro l'interesse dei popoli europei sui dazi ingiusti. Poi bisognerebbe mettersi d'accordo, il dazio è giusto o ingiusto? Perché per esempio quando l'Unione Europea ha messo dazi corrispondente a più del doppio sulle auto americane rispetto a quelli che gli americani mettevano sulle auto europee, tutta questa ingiustizia Šefčovič non la percepiva. Dobbiamo però dire che se, come è stato storicamente fin qui, l'Unione Europea è geopoliticamente espressa dall'asse franco-tedesco, quest'asse non se la passa benissimo, visto il sempre minor consenso in patria di Emmanuel Macron barra Micron, il Bonaparte immaginario, e visto quello che è successo oggi in Germania col neocancelliere Merz, che per la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca non ha ottenuto la fiducia necessaria alla prima votazione del Parlamento, nonostante ci fosse un accordo politico, è dovuto andare alla seconda, quindi parte con una debolezza politica proprio all'origine, mentre va in corso peraltro la criminalizzazione del principale partito dell'opposizione, oggi principale partito in Germania, che è AfD. Quindi l'Unione Europea non se la passa benissimo perché l'asse franco-tedesco è diciamo in ribasso, per usare un eufemismo, e l'Unione Europea stessa sembra ormai ridotta a una triste, burocratica, inverosimile parodia di Pechino. Grazie a tutti, a domattina.